L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro Generazioni Consapevoli ha organizzato presso il plesso distaccato della scuola Garibaldi un incontro per i genitori e gli educatori dal tema nativi digitali, uso dei device e risvolti neuropsichiatrici. Ha portato l'indirizzo di saluto la docente Rosetta Greco, dirigente scolastica dell'Istituto Agrigento Centro, la docente Giovanna Cavaleri, presidente dell'Associazione Generazioni Consapevoli, ha moderato l'avvocato Sabrina Tavolacci e ha relazionato il dottor Antonio Vetro e la dottoressa Carmelo Boscarino. L'iniziativa è stata ampiamente seguita. Abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa promossa dall'Associazione Generazioni Consapevoli, perché la cittadinanza digitale è uno dei temi portanti della nostra offerta formativa. Considerato che l'approccio alle tecnologie digitali è sempre più precoce, è quindi strategico cominciare fin dalla scuola a proporre percorsi di educazione ad un uso responsabile e consapevole delle tecnologie digitali, ma è anche fondamentale sensibilizzare i genitori sui rischi e sui possibili danni derivanti da un eccessivo uso di device elettronici da parte di bambini e adolescenti senza la supervisione degli adulti. Da qui anche l'invito a diverse personalità del settore, abbiamo anche un neuropsichiatra che sta parlando appunto di eventuali rischi. Sì, il dottor Antonio Vetro tratterà i risvolti neuropsichiatrici legati ad un abuso di tablet e smartphone, e considerato che già questo abuso si registra nella fascia di età 0-2 anni, quindi è una tematica di scottante attualità dove tutti dobbiamo fare rete, la scuola, le famiglie, le istituzioni, le agenzie formative del territorio che hanno a cuore la crescita e la formazione delle nuove generazioni. Ecco, quanto è importante da parte vostra organizzare questi eventi oggi qui all'Istituto Agrigento Centro, il plesso Garibaldi? È importantissimo, non importante, e penso che oggi come oggi, in questo momento particolare, è ancora più indispensabile. Siamo in un periodo che bisogna leggere, bisogna interpretare, sappiamo tutti quello che sta succedendo a livello cittadino ma a livello nazionale di disagio, di emergenza educativa, e noi come associazione ci siamo. Anche queste sono delle proposte importanti che aiutano e sostengono famiglie, genitori ed educatori. Lei è da poco presidente dell'associazione, ecco, con quale spirito ha accettato questo incarico? Più che spirito penso che sia un discorso di dovere morale, dovere come mamma, dovere come insegnante, e uno spirito di servizio. Allora, se possiamo sottolineare, uno spirito, mettiamo in campo le nostre competenze, il nostro tempo, perché richiede sicuramente tempo, un lavoro a cui crediamo, una finalità a cui crediamo, e quindi ci lavoriamo. Avete in mente altre iniziative analoghe? Sì, abbiamo in mente diversi incontri, intanto con diverse scuole, quindi ci stiamo noi spostando secondo le scuole che ci richiedono, che ci invitano, e poi avevamo pensato di fare un incontro un po' più allargato con tutte le istituzioni proprio su ciò che sta avvenendo in questo periodo, Movida, Rissa, chiamando tutti all'appello.